Ciao ragazzi, farina di semola e acqua, la ricetta più semplice del mondo. E per Gianluca anche un'alternativa importante, perché questa è una sintesi tra il mondo del mobile che da sempre caratterizza questa zona della pianura veronese, Bovolone, Villafontana e secondario, e l'agroalimentare, mobiliero o pastaio. Tutte e due, adesso diciamo tutte e due, sicuramente tanti anni di mobili per arredamento e da circa 3 anni e mezzo il pastificio con questa nuova realtà che abbiamo messo in piedi con la mia famiglia. Perché questa scelta? È un po' per diversificare un po' il prodotto dal classico mobile della zona e fare un prodotto alternativo sul mondo del food, che è un mercato sicuramente in espansione. Oltretutto non dico chilometri zero, ma quasi, se non sbaglio, vero? Sì, noi diciamo chilometri zero perché con questo nuovo prodotto che abbiamo fatto, la Nostrana, che è un prodotto come dice il nome, nostrano, abbiamo fatto una collaborazione con delle aziende agricole qui vicino a noi, Salizzole, Certo. e Roverchiara, dove noi da loro abbiamo fatto questa collaborazione per seminare il grano per poi fare il nostro prodotto. Quindi la farina che c'è qui dentro arriva dal circondario. Made in Veneto, made in Verona. Addirittura. Certo. E anche il pastificio Mozzo sarà tra gli ospiti del padiglione dedicato ai sapori del territorio alla fiera di San Biagio di Bovolone. Ma quando siamo là, Gianluca, perché insomma la fede senza le opere, sepolta star. Sì, certo, noi adesso nei vari eventi che si faranno durante la fiera ci sarà uno spazio anche dedicato al pastificio Mozzo, dove con il nostro cuoco andremo a fare degli assaggi, delle prove per assaggiare il prodotto. Cioè. Il cuoco Giorgio. Il cuoco Giorgio, esatto. Che me lo ricordo conosciutissimo. Ci vediamo in fiera per mangiare spaghetti, ma anche ci vediamo in fiera. Ciao a tutti.